Ciao a tutti dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Oggi, come ogni mercoledì, sono arrivate le crisalidi, circa 1000 crisalidi da Centro Sud America, Africa e Asia tropicale. E niente, qua vi volevo far vedere alcune delle crisalidi che secondo me raccontano di più e sono quelle che ritengo le più interessanti. Ecco, qui la prima cosa che potete vedere è un gruppo di cose dorate, sembrano dei gioielli. Ecco, queste sono tra le crisalidi più spettacolari che esistano. Sono le crisalidi delle farfalle Idea e sono veramente dorate, cioè hanno proprio un aspetto metallico, come potete vedere. Ma qual è lo scopo di questo aspetto? Sono farfalle velenose. I bruchi mangiano delle piante velenose, prendono le tossine da queste piante e vengono accumulate dal bruco e alla fine risulta che anche l'adulto è tossico e quindi protetto nei confronti dei predatori. Molte specie velenose per difesa quindi esibiscono colori vistosi, appunto detti di avvertimento. È il caso anche di queste crisalidi. Quindi essere così dorate, oltretutto con questo giallo molto visibile e anche delle macchie nere, serve proprio a dare un messaggio che in una foresta asiatica è esplicito: non mangiateli. Ricordo a tutti che sono velenose per i predatori di farfalle, quindi per lo più gli uccelli, e quindi non sono velenose per noi, quindi non abbiate paura, mangiate pure crisalidi di Idea. Quindi abbiamo visto la strategia di crisalidi velenose, ma le crisalidi che non sono velenose come si difendono? Beh, se prendiamo questa, che è una delle più grandi crisalidi che possiamo osservare, è la crisalide della farfalla civetta, come vedete somiglia ad una foglia secca. Questo è un caso di mimetismo chiamato mascheramento, quando l'animale vuole somigliare a qualcosa che non è di interesse nei confronti dei suoi predatori. In questo caso proprio una foglia secca, cioè non è che non si veda, perché è grande la crisalide, si vede, ma un predatore che riuscisse a scorgerla non avrebbe alcun interesse, perché ovviamente un animale insettivo non si nutre di foglie secche. Qui abbiamo anche le crisalidi delle famose note farfalle blu, le morfo, che sono tra le più amate dai nostri visitatori e anche da me, devo dire la verità. Queste sono invece di un verde omogeneo perché la crisalide si forma sotto le foglie verdi delle piante su cui si nutrono i bruchi. Quindi questo è un caso più di mimetismo criptico, cioè la farfalla, più che somigliare a qualcosa, vuole proprio non essere visibile. In effetti in natura io le ho viste, sono proprio invisibili, quindi un'ulteriore difesa nei confronti dei predatori, appunto in particolare degli uccelli insettivori. Ecco, qui abbiamo invece un caso particolare di mimetismo, perché abbiamo una specie, il Papilio rumanzovia delle isole Filippine, che presenta crisalide di due colori diversi. Ecco, circa metà delle crisalidi sono verdi e si mimetizzano bene con le foglie verdi delle piante su cui si sviluppano, mentre l'altra metà di crisalidi ha un colore diverso, ha un color legno, screziato, perché sono crisalidi che si formano sul tronco della pianta su cui il bruco si sviluppa. Quindi abbiamo due situazioni, due forme, una verde che perfettamente che scompare tra le foglie verdi e una color tronco che scompare quando il bruco si sviluppa sul tronco. Come fa il bruco a sapere se diventare di un colore o di un altro quando sarà crisalide? Beh, al momento di trasformarsi in crisalide, il bruco riesce a percepire il colore dell'ambiente su cui si trova. L'ultima crisalide che voglio farvi vedere è quella di una falena, anzi della falena più grande del mondo, la falena cobra, Attacus. È una falena che vive nel sud-est asiatico. Queste sono Filippine, Attacus lorquini. Come vedete non state vedendo una crisalide, ma il suo bozzolo. Ricordo che il bozzolo è un involucro di seta che il bruco produce per difendersi quando sarà crisalide. Quindi questo non è l'animale è dentro. Il bozzolo è fatto di seta,
arrotolata migliaia di volte e diventa alla fine un involucro rigido. Non è facile, a volte non riesci neanche a schiacciarlo con le mani. Noi ovviamente non ci proviamo perché dentro c'è l'animale vivo, queste sono tutte crisalidi vive che nasceranno tra pochi giorni all'interno delle nostre nursery. Io ne ho anche aperta una per farvi vedere appunto la crisalide all'interno. Questa è una crisalide come dicevo, di questa falena gigante all'interno di questo bozzolo. Ecco, questa è la crisalide, quindi l'animale vivo. Come vedete è grande per essere una crisalide, ma non è mimetica, è semplicemente come sarebbe se non dovesse difendersi. Producendo un bozzolo non hanno bisogno di mimetizzarsi, anzi il bozzolo magari si mimetizza. Ecco, rimettiamo la crisalide all'interno del suo bozzolo e aspettiamo che si trasformino e volino all'interno delle nostre serre. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima volta alla Casa delle Farfalle di Bordano.